Bernadia. Oggi cosa facciamo? Super Bernadia. Yeah! Girone impegnativo, lungo, ma tanti bei single track. Ci rivediamo sulla cima perché adesso tocca pedalare in salita. Sedilis. Wow! Arrivati sulla cima, no, sul piazzale del forte. Adesso facciamo una piccola sosta, mezza barrettina e poi si sale su a Forte di H. Allora, per dovere di cronaca ci abbiamo messo, ve lo dice il GPS, non ve lo dico io, 1 ora e 25 minuti. Sono 10 km. Spero che sia visto, vediamo. Ecco, forse così si vede, sì. 1 ora e 25, 10 km. E devo dire che questi mesi di lockdown ci hanno fatto sviluppare la capacità di salire più velocemente. Adesso barretta, salita a Forte di H e discesa giù in bomba fino a Dolina. Forte di H alto fatto, adesso Forte di H basso e ci guida Fabio. Vediamo se riusciamo a stargli dietro, che lui è giovane, c'ha fiato e gambe. È un po' più semplicetta. Eccoci qua a Forte, a Dolina. Chiusura di Forte Basso, sempre tosto come sentiero, bello, Villanova delle Grotte. Adesso trasferimento su asfalto fino a l'imbocco del sentiero per Micottis e poi giù Micottis Pradielis. Siamo arrivati a Micottis single track alto, ok. Via giù di qua, siamo circa al 40%, dai, adesso arriviamo giù fino a Pradielis e poi ci tocca ritornare su fino a Villanova. Comunque adesso partiamo, via! Bici e via! Un passo piano con un po' di discese, salite, da divertirsi insomma. Questo sentiero è spettacolare. L'ho fatto a stecca. È uno spettacolo. Ridillo alla telecamera perché ci sta. È uno spettacolo. Questo sentiero, mamma mia, Da è veramente paura. tanta roba. Yeah! Arrivati a Micottis, adesso il trasferimento fino alla fine di Micottis e andiamo giù a Pradielis. Micottis è lì, noi siamo venuti giù da là, adesso Micottis basso fino a Pradielis. Vai! Occhio all'ingresso del sentiero che è quello qua in mezzo, quello col pesce blu.
Poi va dietro all'Usevera. E anche questa A tuono. a tuono. Fantastico. No? Super, super anche questo. Cottis. Micottis arrivati a Pradielis. Anche questo gran sentierone. Sì, questo è velocissimo. Paura questo. Micottis qua. Poi tutto bello pulito dopo gli ultimi schianti. È bello perché ha quei tratti là, anche scassanti, ma che ha le sponde largo, Sì. puoi scegliere le linee. Bello bello. Andiamo, via. Bello. Kablagnavizza, o come si chiama, adesso non mi ricordo. È il tratto di trasferimento che da Pradielis porta a Vedronza. Un trasferimento su un sentierino spettacolare, molto bello, sali e scendi, costeggia al torre. Ecco, difatti qua già si sale. Ecco, a tenere la GoPro in mano, non si sale, quindi chiudiamo qua. Vedronza, bello salire su allo Stella, ma è un'altra storia. Quindi? Altra mezza barretta. Yeah, vediamo se troviamo un po' di acqua, mezza barretta e poi su da Vedronza a Villanova. Per l'ultima salita. Esatto, l'ultimo trasferimento lungo. Trasferimento per Villanova, ultimo trasferimento impegnativo. Adesso arriviamo su fino al terminal delle grotte. Poi uno volendo potrebbe anche partire dall'Usevera. Sì, e fare il giro contrario, esatto. È intercambiabile. Giù Vigant, Esatto, Nimis, Bernadia e poi dal Bernadia tutto discesa. esatto. È tutto anche, Più o meno tutto discesa. sì, è intercambiabile il giro, si può affrontare da più lati. Comunque adesso abbiamo una mezz'oretta di pedalata su forestale. Mi sono dimenticato di dire da dove si parte. Si parte dalla discarica di Vedronza, dal comune, dietro il comune, la stradina dietro il comune. L'ultima rampa del trasferimento qua per tornare a Villanova. Arriviamo al terminal delle grotte. Adesso spengo perché non ho fiato. Avevamo detto mezz'ora, siamo stati precisi. 30 minuti precisi con la pettonata finale. Adesso In generale è una botta. Adesso Calminis per poi prendere il sentiero di Vigant. Abbiamo fatto il trasferimento, siamo ritornati su al Bernadia, adesso rientriamo in territorio di Nimis e facciamo le ultime due super fighissime tracce. Antro di Vigant e poi Brisicul, sentiero grezzo ma che sa dare il suo contributo a questo super giro. Intanto il contachilometri è fermato a 29 km con 1197 metri di dislivello e non abbiamo ancora finito, quindi direi che il giro è perfetto. Sempre paura che arrivi qualcuno qua. Opla! Ho sempre il timore che arrivi qualcuno. Eccoci qua all'ingresso di
all'ingresso di Antro di Vigant Trail. Super sentiero flow, ma con qualche punta di pedalata che ti fa alzare i battiti, e chi riesce a farlo tutto quanto in bici è bullo, perché ci sono dei tratti che... Senti che profumo di sottobosco. Eh sì, è il pino qua. Antro di Vigant! Ho preso la linea sbagliata. Sentiero super spaccafiato, ammazzacuore, Antro di Vigant è fatto. Antro di Vigant perché? Perché ci arriva l'Antro di Vigant. Quindi c'è anche il turismo in questo Super Bernadia All Mountain. Adesso trasferimento fino a Borgo Vigant per una buona parte su un bel sentierino in mezzo al bosco, in mezzo alle primule, ai ciclammini, a tutti i fiorellini, e poi l'ultimo Brisikul. Oh là! 32 km e 780 metri, 1300 metri di dislivello, Borgo Vigant. Ci apprestiamo a fare l'ultimo trail del Super Bernadia All Mountain, sentiero che porta al ponte di Brisikul. Ecco, mi raccomando, il sentiero parte da qua, non da là, da qua, si va giù di qua. Questa casa privata, quindi rispetto. Yeah! Grande. E anche Brisikul è chiuso, quindi in sostanza sono 34 km, 260 metri, 1238 metri di dislivello, 4 ore e 45. Adesso ci aspetta il rientro verso Nimis, giro top, rientro lungo la strada del Cornappo. È un giro che va fatto con un po' di allenamento nelle gambe, perché non è banale, sono comunque 40 km adesso. Per mantenere la tecnica di guida, sennò diventa... Esatto, sì, giusto. Se non hai un po' di forza, di allenamento, a un certo punto le braccia ti cedono, le braccia e gambe ti cedono nel momento del tecnico. Brisikul, per cui Esatto. non è il momento di rimanere a piedi. No.